La cosa più comune è quando si vergognano di non farcela più ad andare avanti. Hanno il terrore di far brutta figura con i familiari, con le persone che li conoscono. Si vedono portare via tutto, un pezzo per pezzo, giorno per giorno, e non riescono neanche più a nasconderselo a se stessi, e per questo non ce la fanno. E per questo si sentono colpevoli loro. Oltretutto loro si sentono i colpevoli e loro si sentono comunque di dover pagare. La vergogna del fallimento, la vergogna di non poter mantenere la famiglia, la pressione fiscale sempre più elevata, la crisi che strozza. Imprenditori, artigiani che hanno lavorato una vita e che oggi vedono svanire attività e sogni. È per loro che la Federcontribuenti ha manifestato oggi a Roma. Gli imprenditori veneti sono quelli che hanno investito più di tutto perché ci credevano nel lavoro e nello sviluppo. Sono quelli che stanno pagando di più perché sono quelli che hanno ricevuto anche meno aiuti di tutti in assoluto. La Federcontribuenti parla di omicidi di Stato e al numero verde attivo per segnalare situazioni di crisi sono decine le telefonate di artigiani e imprenditori in difficoltà. A giorno il numero verde si unirà anche un nuovo comitato. Intendiamo denunciare pesantemente gli sprechi che ci sono e indicare quali sono i tipi di aiuti che devono essere attuati. Intanto si attivano anche Adiconsum e Filca CISL, dando vita a Vigonza, l'associazione dei familiari e degli imprenditori suicidi. La nuova associazione nasce nella sala simbolo dove le figlie di 2 imprenditori suicidi si sono ritrovate e dove nei prossimi giorni si ritroveranno in tanti imprenditori del Veneto per far sentire la loro voce. Bisogna dare un segnale, spiega Federcontribuenti, non solo al governo ma anche agli stessi imprenditori in difficoltà. Molto importante anche i segnali che vengono dati dai media a questa gente, che non si devono ammazzare, non è colpa loro, non si devono vergognare di nulla, la colpa è di altri e molti altri dovrebbero vergognarsi per quello che sta succedendo e per quello che non stanno facendo per aiutare queste persone.